Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con la maggiore percentuale di occupazione dei posti letto Covid. Negli ospedali si blocca, attività ordinaria e programmata. L'appello dei medici: dateci una mano, vaccinatevi. È morta Lavinia Amalia Mitrea, la 41enne di Gemona, investita da un'auto il 3 novembre a Martignacco. I parenti la scorsa notte hanno autorizzato l'espianto degli organi, lascia il marito e 2 figli. Gli impiegati smistano la posta e trovano una busta con scritto antrace contenente polvere bianca. Questa mattina è scattato l'allarme a Palazzo Florio, una delle sedi dell'Università di Udine. Da anni non versava gli alimenti alla moglie e alle 3 figlie, è stato condannato ad 1 anno di reclusione in primo grado l'ex calciatore bianconero Bacchini. La difesa da tempo non lavora, valuteremo l'appello. È in programma il 27 maggio la tappa friulana del Giro d'Italia 2022, 178 km da Marano a Castelmonte, omaggio alla Buia dei Campioni e passaggio in Slovenia a 2 giorni dal traguardo di Verona. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque il Friuli Venezia Giulia fa i conti con una pressione imponente da parte del Covid, con gli effetti che si misurano negli ospedali, non solo per quanto riguarda i ricoveri ma anche per quanto riguarda l'attività ordinaria e programmata, che viene completamente rivista. Sono Friuli Venezia Giulia e Marche le regioni italiane con la percentuale più alta di occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti positivi al Covid. Entrambi hanno raggiunto l'11%, superando quindi la soglia allerta del 10%, che rappresenta uno dei parametri per il passaggio della regione in zona gialla. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La percentuale di occupazione di posti letto Covid in altri reparti, in Friuli Venezia Giulia, è al 10%, in questo caso la soglia d'alletta è al 15%. Oggi l'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni in Friuli Venezia Giulia è di 198, peggio di noi solo la provincia di Bolzano con 259. Nell'ultima settimana i nuovi positivi sono aumentati in regione del 53,5%. Ieri vi abbiamo raccontato di come si sia corso ai ripari nell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, stesse manovre anche a Trieste e nell'Isontino. In questo caso pensate la situazione, la pressione sulla città è 8 volte superiore a quella che ha avuto il paese di Codogno durante la prima ondata della pandemia. Questo uno dei dati illustrati questa mattina a Trieste, dove è stato annunciato il piano che riguarda la riorganizzazione appunto delle strutture ospedaliere. Si blocca l'attività ordinaria per recuperare il personale da spostare nei reparti Covid, sempre più occupati dai Novax. Una situazione drammatica, non usano mezzi termini il presidente di Asugi Antonio Poggiana e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che hanno convocato una conferenza stampa per denunciare una pressione insostenibile sugli ospedali del territorio di Trieste. È una pressione imponente che è 8 volte superiore alla pressione che ha avuto il paese di Codogno nella prima ondata. Nonostante questo teniamo, però la carenza di personale ci costringe a riconvertire tutti i reparti che potevamo ampliare, li abbiamo ampliati con le risorse che avevamo. Ora siamo alla necessità di dover sospendere servizi e risposte a patologie non Covid programmate. Continuiamo a dare la risposta alle urgenze, alle emergenze, alle patologie oncologiche, ma anche gli altri pazienti hanno diritto ad avere una risposta. Questo diritto non può essere negato da una pressione di chi non si vaccina o di chi adotta comportamenti che sono assolutamente irragionevoli.
Nel dettaglio, le sedute operatorie passeranno dalle 52 attuali a 40, stop al day surgery, alla clinica oculistica. In pratica resta solo l'attività urgente e la situazione è sempre più critica. Si aprono posti di terapia intensiva e media e bassa intensità, occupati in maggioranza da Novax. Almeno una parte di queste cose potevamo evitarle a causa dei comportamenti irresponsabili di qualcuno che continua a pensare che questa cosa non esista, che il vaccino non serve a niente e che si possa liberamente e tranquillamente girare con assembramenti senza mascherina e urlando da una parte all'altra. Non si capisce la ragione per la quale si continua a fare questo. È una provocazione irresponsabile nei confronti della maggioranza, che io spero sia sempre meno silenziosa e dica quello che pensa rispetto a quello che stiamo accadendo. E a scendere in campo sono anche i medici, di nuovo allo stremo delle forze, soprattutto preoccupati per la piega che sta prendendo la situazione. Rivolgono un appello a tutti i cittadini: dateci una mano, vaccinatevi. Lo 0,38% della popolazione italiana equivale l'8% dei casi di positività. Questi i dati del fenomeno Covid a Trieste, dove il personale sanitario è ormai allo stremo. È un dato di eccezionale gravità che dovrebbe far pensare tutti e spiega perché ci troviamo non inaspettatamente in una crisi sanitaria importante che sta colpendo soprattutto l'ospedale. La maggior parte dei ricoverati è non vaccinata. Io curo i malati, non faccio né il confessore né chiedo altre cose. Certamente il dato del vaccino è un dato sanitario e noi curiamo polmoniti gravi. Più del 90% dei soggetti che hanno polmonite grave sono non vaccinati, quindi hanno una malattia grave che era prevenibile. L'appello è a fare la profilassi e durante la conferenza stampa i responsabili delle sale operatorie hanno sottolineato come siano stati cancellati per domani 8 interventi di ernia. Quando la gente sta male, ha attaccato Niccolò De Manzini, direttore della chirurgia, rimanda a curarsi da Puzzer. Vaccinatevi, dateci una mano perché questa è l'unica soluzione. Invito veramente le persone a fare la terza dose in modo da poter aumentare la difesa immunitaria. Invito anche le persone, soprattutto anziane, a vaccinarsi contro l'influenza. Qualsiasi forma di aiuto, cioè qualsiasi forma di ridotta patologia che arriva in ospedale, per noi è importante. Quindi vaccinatevi. Io mi sono vaccinato il giorno 4 novembre sia contro il Covid, terza dose, che contro l'influenza. Dicevamo prima dell'incidenza con il dato regionale di 198, quindi i casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. Se andiamo a vedere la situazione capoluogo per capoluogo, vediamo che nelle prime posizioni, nelle prime 8 posizioni ci sono 3 dei 4 capoluoghi della nostra regione, con l'esclusione della sola Pordenone. A Trieste l'incidenza ha raggiunto quota 483. Trieste guida la classifica seguita da Bolzano, al terzo posto Gorizia con un'incidenza di 222,2 casi, all'ottavo posto c'è Udine con 121,3, più distanziata Pordenone dove l'incidenza è di 93,2 casi. E poi c'è il bollettino quotidiano, 3 le persone decedute con Covid nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un 75enne di Trieste, un 80enne di San Dorligo e una 91enne di Mortegliano. Sono 19 i pazienti in terapia intensiva, 124 quelli in altri reparti. 287 i nuovi contagi su circa 5.400 tamponi effettuati, 15 casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 2 tra addetti delle case di riposo, 5 tra gli ospiti, quasi 3.400 le persone in isolamento.
E se nel comune di Udine si contano 170 cittadini attualmente positivi al coronavirus, a Trieste il numero dei contagi risulta 9 volte più alto. Sono 1512 le persone infette. La situazione non migliora nemmeno nella ex provincia Giuliano, 87 i casi a Muggia, 67 a Monfalcone, 65 a Duino Aurisina. Meglio l'andamento della pandemia nel resto della regione. A Gorizia 122 contagi, a Pordenone 53. Complessivamente la quarta ondata Covid in Friuli Venezia Giulia, vista osservando l'indice di prevalenza, ovvero il numero delle persone positive ogni 1000 abitanti, non risulta ancora allarmante, ma sicuramente ci sono le premesse per un inverno difficile da affrontare. C'è poi la situazione nelle scuole. Con l'attuazione del nuovo protocollo per le quarantene aumentano anche le responsabilità e i carichi di lavoro dei dirigenti scolastici, che spesso sono i primi ad attivare la catena dei contatti in un continuo confronto con i dipartimenti di prevenzione da una parte e le famiglie dall'altra. In servizio H24, non solo a scuola ma anche nei weekend, con l'ansia che il telefono suoni e comunichi nuove positività. I presidi friulani, alle prese con il nuovo protocollo sulle quarantene, sono ancor più in prima linea sul fronte Covid. Noi siamo un po' preoccupati perché queste nuove linee guida intervengono in una situazione in cui i contagi purtroppo stanno risalendo, quindi bisognerà capire come contemperare, diciamo così, questi obiettivi, l'obiettivo della sicurezza a scuola con l'obiettivo di stare a scuola il più possibile. Il compito del dirigente scolastico è quello intanto di sospendere le lezioni, quindi di sospendere l'attività in presenza della classe in cui si è verificato il contagio, in attesa che il Dipartimento disponga i passi successivi. Se il contagio ha usato anche lo scuolabus, qui si apre un ulteriore scenario. Poi le quarantene, diciamo, possono diventare più lunghe o più corte in relazione alla capacità e all'efficienza dei dipartimenti di prevenzione di effettuare i testing con i tamponi. E se a decidere su tempi e modalità di quarantena restano sempre i dipartimenti di prevenzione, ai dirigenti scolastici spetta il compito di mantenere il rapporto, a volte complicato, con le famiglie, dove non mancano genitori Novax. Il logoramento della categoria comincia, insomma, ad essere abbastanza forte e anche le famiglie sono un po' stremate, diciamo, da questa situazione. Siamo pienamente consapevoli della responsabilità che compete ad un dirigente scolastico, nello stesso tempo però non possiamo non evidenziare, non denunciare anche la grande fatica e talvolta anche, insomma, il grande stress che sta in capo a questa categoria. Sta intanto rientrando l'emergenza quarantena alle scuole elementari di via 4 novembre a Codroipo. Riaprono con un giorno di anticipo le scuole elementari di via 4 novembre a Codroipo. Domani, con ordinanza del sindaco Fabio Marchetti, ritorna in aula una classe prima. A ruota rientreranno le altre 10 dopo i 14 giorni di quarantena o tampone negativo. La chiusura si era resa necessaria dopo alcune positività al Covid. Il dottor Zuliani, che ringrazio, ha ritenuto opportuno d'intesa, ripeto, col sottoscritto, con l'istituto comprensivo, fare questo provvedimento restrittivo e i numeri gli stanno dando ragione, perché così facendo abbiamo contenuto un contagio che altrimenti sarebbe stato molto più ampio di quello attuale. Penso che i nostri ragazzini abbiano sofferto tantissimo nel rimanere a casa e quindi consentirgli di stare insieme credo sia uno dei nostri compiti principali. Poi sarà la scienza a dirci come fare, però in questo caso parliamo di pratica e quindi dall'esperienza abbiamo capito che isolare certe classi e quarantenare per alcuni giorni alcuni bambini, alcune famiglie richiede un sacrificio minimo ma che consente di tenere aperte comunque le scuole.
E i sindaci si interrogano su come tutelare le città in caso di manifestazioni, anche in vista delle annunciate misure da mettere in campo da parte del governo. Il numero dei contagi, tornati a livelli preoccupanti, e gli ipotizzati interventi restrittivi del governo spingono il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, a verificare la possibilità che il corteo No Green Pass di sabato prossimo nel capoluogo isontino venga impedito e convertito in manifestazione statica in piazzale della Casa Rossa. Il primo cittadino porrà il problema nell'ambito del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Il diritto alla salute, afferma Ziberna, non può assolutamente essere considerato meno importante di quello a manifestare, per cui, visto il peggioramento della situazione pandemica, è assolutamente necessario cambiare le regole. Mi auguro che la stretta annunciata oggi dal governo possa essere applicata già dal prossimo fine settimana anche nella nostra città. Ziberna rivolge un appello ai manifestanti e al loro senso di responsabilità, perché dice non è con queste azioni che si faranno ascoltare, anzi, per ottenere rispetto per le proprie opinioni bisogna rispettare quelle degli altri, bisogna rispettare i diritti degli altri. Trasformare la discussione sui vaccini e sui Green Pass in una guerra civile, conclude il sindaco di Gorizia, alla fine lascerà solo macerie, e spero davvero, per evitare che ciò avvenga, che ci sia un recupero collettivo del senso di responsabilità. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, chiede leggi speciali contro i Novax e i No Green Pass come ai tempi delle Brigate Rosse. Invoca provvedimenti più severi e contenitivi contro il popolo che osteggia il certificato verde. Il primo cittadino lo ha detto in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Di Piazza riconosce il diritto a manifestare, ma con dei limiti, e il limite maggiore, spiega, è il diritto degli altri alla salute e al lavoro, diritti che, secondo il sindaco, vengono violati da queste continue manifestazioni, come dimostrato dal focolaio nato tra i dimostranti. L'idea, al momento, ha anticipato il primo cittadino, sarebbe quella di consentire solo manifestazioni statiche in un luogo definito, come ad esempio il Porto Vecchio, quindi lontano dal centro e dalle attività economiche come alberghi, ristoranti e negozi. Non ce l'ha fatta a Lavinia Amalia Mitrea, la 41enne di Gemona del Friuli, che il 3 novembre era stata investita da un'auto a Martignacco. I parenti la scorsa notte hanno autorizzato l'espianto degli organi. La donna lascia il marito e 2 figli. L'ultimo gesto di generosità nella notte col dono degli organi per permettere a chi sta male di sperare di continuare a vivere. È morta Lavinia Amalia Mitrea, la 41enne di origini romene residente a Gemona, che nel pomeriggio del 3 novembre scorso era rimasta vittima di un incidente stradale in via Cividina a Martignacco. Allora, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale del comando di Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco, era stata investita mentre camminava da una vettura condotta da una donna della zona che si era fermata subito per prestare soccorso. La 41enne era finita sul cofano, poi rovinata sull'asfalto. Sul posto erano intervenuti subito i sanitari con l'automedica e l'ambulanza, lunghe le manovre di stabilizzazione, poi il trasporto d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. La 41enne, accolta in terapia intensiva, non aveva dato più segnali di miglioramento. Lascia nel dolore il marito, 2 figli di 3 e 14 anni, tanti amici e parenti. Gli impiegati smistano la posta e trovano una busta con scritto antrace contenente polvere bianca. Allarme questa mattina a Palazzo Florio, una delle sedi dell'Università di Udine. Momenti di paura questa mattina poco dopo le 11:30 all'Università di Udine, nella sede di via Palladio a Palazzo Florio. È a quell'ora infatti che gli impiegati smistano la posta in arrivo e trovano una busta particolare contenente polvere bianca con la scritta antrace. Scatta immediatamente l'allarme con una chiamata al 112 sul posto. Intervengono immediatamente i vigili del fuoco del comando di Udine con il nucleo NBCR, cioè il nucleo nucleare batteriologico chimico radiologico, che con tutte le precauzioni preleva la missiva. Nessuna persona si sente male e non è necessario fare intervenire i sanitari. Sul posto i carabinieri della stazione di Udine e della compagnia del capoluogo friulano per tutti gli accertamenti. La busta è stata posta sotto sequestro. Le analisi della sostanza bianca trovata al suo interno saranno eseguite in ambiente protetto dai vigili del fuoco. Tutti si augurano sia uno scherzo di cattivo gusto.
L'università preferisce non commentare l'episodio. Sono riprese questa mattina, purtroppo ancora senza esito, le ricerche per individuare Stefan Verongalli, il pescatore cinquantenne di Conegliano che ieri pomeriggio è affondato col suo gozzo insieme al padre al largo della costa di Sistiana, a 2 chilometri da Duino, dopo che i 2 pescatori di Mitili si erano trovati in difficoltà col natante mentre erano diretti in un cantiere navale di Monfalcone provenienti da Caorle. La salma del padre, Vittorio, 80 anni, originario di Tarso, in provincia di Treviso e residente a Conegliano, è stata recuperata ieri. Fine della latitanza durata 6 anni di un trafficante di cocaina di origine albanese ma domiciliato nel Friuli occidentale. Da tempo uno dei protagonisti del traffico internazionale di stupefacenti tra Albania ed Italia, ma era un fantasma dal 2015. Su di lui, un narcos originario di Durazzo ma domiciliato nel Pordenonese, pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, 7 anni e 4 mesi da scontare. Ora la latitanza è finita. L'uomo, che si nascondeva da 6 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi dalle forze di polizia albanesi nella sua roccaforte d'oltre Adriatico. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura dell'Aquila e condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone con il prezioso supporto dell'Interpol e dell'addetto alla sicurezza all'ambasciata italiana di Tirana. Il trafficante di droga è stato capace di costruire nel tempo tra Italia e Albania un imponente network della cocaina. I militari del nucleo investigativo di Pordenone, incaricati della ricerca e della cattura del latitante, con l'utilizzo di avanzate tecnologie, hanno localizzato dapprima l'area dove si muoveva il catturando per poi stringere il campo sul covo del ricercato. Il narcotrafficante è stato catturato dall'unità speciale della polizia albanese in un quartiere di Durazzo, mentre si accingeva ad andare, come una qualsiasi altra persona normale, al lavoro, occupazione che si è poi scoperta essere quello di addetto alla dogana. L'uomo è stato estradato in Italia, dove è giunto scortato dal personale dell'Interpol a Fiumicino, che lo ha consegnato agli stessi militari dell'Arma che gli avevano dato la caccia. Ora il latitante si trova in un carcere del Lazio. È stato un operaio di 45 anni di Buia ad aver esploso inavvertitamente il colpo di fucile i cui pallini hanno colpito, ferendolo al volto, un giovane studente di 19 anni di Forgaria nel Friuli che stava passeggiando con la fidanzata e il loro cane a Buia. L'uomo, un cacciatore, è stato denunciato per lesioni colpose dai carabinieri di Buia e Osoppo. Sono stati sequestrati il fucile usato per la battuta di caccia con relativo munizionamento e ritirati altri 8 fucili regolarmente detenuti. L'ex giocatore bianconero Bacchini è stato condannato a 1 anno di reclusione e da anni non versava gli alimenti alla moglie e alle 3 figlie. Per anni gli alimenti a figlie e moglie. Ex centrocampista bianconero condannato a 1 anno di reclusione senza condizionale. È la condanna inflitta dal Tribunale di Udine a Jonathan Bacchini, già giocatore di Udinese Juventus, squalificato a vita nel 2006. Il giudice Camilla Del Torre ha aumentato di 4 mesi in continuazione la sentenza del 2016, sempre del Tribunale Udinese, con la quale l'ex calciatore era stato condannato a 8 mesi di reclusione, ma con il beneficio della condizionale. L'ex centrocampista comunque è stato assolto per i periodi nei quali le 2 figlie maggiori avevano raggiunto l'autonomia economica. La pubblica accusa aveva chiesto un aumento di pena pari a 3 mesi. Bacchini era accusato di non aver versato l'assegno alle 3 figlie e alla moglie dal febbraio 2014 al novembre 2019, con l'esclusione di versamenti parziali per 7 mesi nel 2017. I soldi guadagnati da calciatore di Serie A, affermato durante la discussione l'avvocato Giulia Azzarello, difensore dell'ex bianconero assieme all'avvocato Federico Legittimo di Livorno, sono stati spesi anni fa. Quando poteva, Bacchini ha pagato e non si è mai disinteressato delle figlie. Da tempo non lavora e quindi non ha potuto effettuare i versamenti. Il risarcimento del danno da corrispondere a moglie e figlie, rappresentate dall'avvocato Paolo Persello, sarà quantificato in sede civile. La difesa valuterà se fare appello dopo la lettura delle motivazioni. Il Tribunale di Udine ha assolto la Bipan SPA, il responsabile della sicurezza dell'azienda di Bicinicco, rinviati a giudizio per l'infortunio sul lavoro capitato nell'agosto 2017 ad un operaio albanese di una ditta esterna. L'uomo era caduto da 4 metri di altezza ed era stato ricoverato in terapia intensiva. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha assolto l'azienda perché il fatto non sussiste e il responsabile della sicurezza, accusato di lesioni personali colpose e aggravate, per non aver commesso il fatto. Entrambi gli imputati erano assistiti dall'avvocato Paolo Persello.
Dopo la pausa dello scorso anno dovuta all'emergenza Covid, ritorna in piazza Primo Maggio a Udine la fiera di Santa Caterina. Sarà però una fiera blindata. Dal 25 al 28 novembre ritorna in Zardin Grant a Udine la fiera di Santa Caterina dopo la pausa dello scorso anno dovuta all'emergenza Covid. Per i lavori d'allestimento e disallestimento dell'impianto elettrico a servizio degli operatori della fiera ci saranno delle limitazioni al traffico veicolare da mercoledì 17 a mercoledì 24 novembre e lunedì 29 novembre in maniera progressiva. Saranno presenti oltre 330 bancarelle, quindi motivo di richiamo per tante famiglie e per tanti bambini, ma naturalmente l'attenzione sarà sul tema Covid e quindi è stato predisposto un piano sicurezza assieme alle autorità che prevede 3 varchi d'accesso e un attento controllo ai Green Pass in modo proprio da prevenire che si possa svolgere questa manifestazione che appunto è un momento anche di gioia, è un piacere inoltrarsi fra le bancarelle per fare tanti acquisti, ma sempre con grande attenzione alla prevenzione in tema di Covid. I 3 accessi alla fiera di Santa Caterina saranno in Viale della Vittoria, via Manin e via Pracchiuso. Sono previsti questi varchi di accesso con del personale preposto ai controlli e quindi ci auguriamo che il grande senso di responsabilità che hanno sempre dimostrato i cittadini e i turisti che hanno frequentato anche le precedenti manifestazioni, penso a Friuli d'Or, ci sia anche in occasione di questo momento di festa e pertanto che tutto si svolga in modo assolutamente regolare. Si è presentato oggi alla stampa il nuovo prefetto di Trieste, annunziato Vardè. Non sono ancora arrivate le direttive del Viminale sui cortei, ha detto, ma le applicherò con puntualità e fermezza. Massima attenzione sugli investimenti e sulle risorse in arrivo dal PNRR, cercando di evitare possibili infiltrazioni malavitose. Questo è uno degli impegni del nuovo prefetto di Trieste, commissario di governo in Friuli Venezia Giulia, Annunziato Vardè, il quale si è presentato oggi alla stampa. Chiaramente a Trieste a pesare il clima Novax e le contrapposizioni che si stanno creando tra cittadini. Una certa preoccupazione, non le nascondo che c'è, però confido nell'impegno di tutti per far capire insomma, che non giova a nessuno questa contrapposizione. Peraltro una contrapposizione sbilanciata perché la stragrande maggioranza dei cittadini ha manifestato insofferenza verso questi comportamenti. Il prefetto ha sottolineato il ruolo fondamentale della stampa, non si è voluto spingere su considerazioni politiche rispetto a un inasprimento delle misure, in attesa anche di capire come interverrà il governo, visto che esiste la possibilità concreta che siano autorizzate solo manifestazioni statiche. Ma io penso che con una buona e attenta attività di controllo e vigilanza si possono evitare gravi problemi. Udine avrà 2 campi di padel, saranno realizzati a Paderno. A Udine arriva una nuova struttura dedicata al padel. Oggi l'amministrazione comunale ha messo le basi per il progetto di 2 nuovi campi. Il padel, come sapete, è un gioco che è nato in Messico, poi si è esteso un po' dappertutto, in Europa, adesso sta prendendo sempre più piede. Non era pensabile che Udine non avesse una struttura pubblica comunale dedicata al padel. Abbiamo costruito i presupposti per approvare oggi il progetto di fattibilità che è all'interno del campi dove sono attualmente gestiti i campi di tennis in via del Maglio. È una parte laterale, quindi non va sicuramente a interrompere quello che è l'attività propedeutica proprio dell'associazione, degli amici del tennis, ma sicuramente va a confinare con quello del rugby che è lì vicino e dà una possibilità di poter avere una struttura completa, quello che è anche della federazione, quindi abbiamo già tutti i presupposti per poter realizzare questi 2 impianti di padel fortemente, dobbiamo dire, richiesti da parte di tanti utenti.
178 chilometri da Marano Lagunare fino a Castelmonte, il percorso della tappa friulana del Giro d'Italia 2022, in programma il 27 maggio. Se ne parlerà tra poco nell'ambito dell'informazione sportiva. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo poi subito dopo l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.